sempre col piede sbagliato, non per colpa nostra, ma stanotte ci sono state due forti scosse di terremoto nelle Filippine, a nord delle Filippine, gettando nel panico migliaia di persone che giustamente sono scappate. In effetti però stavolta ragazzi ci sono alcuni morti e decine di persone sono rimaste ferite. I terremoti si sono verificati a poche ore di distanza l'uno dall'altro, diciamo nella provincia di Batanes, che sarebbe un gruppo di isole a largo di Luzon. Gli abitanti, buongiorno Patti, sono fuggiti dalle loro case, purtroppo dalla paura. Ci sono stati molti crolli, ragazzi, edifici crollati, strade rotte. Le scosse sono state due, una di 5,4 e una di 5,9. Fortunatamente non c'è stato nessun allarme tsunami, però ragazzi ci sono stati edifici che sono crollati, ci sono morti ragazzi, mi dispiace, ci sono vittime, un casino proprio in questo, diciamo, purtroppo nelle Filippine davvero ultimamente se ne sentono, non dico tutti i giorni, ma quasi. Si stima, ciao avvocate, che 6, no, 8 persone sono morte e ci sono quasi 60 feriti perlomeno per le cose che si sanno ora, perché quello è avvenuto stanotte in effetti verso le 3 e mezza alle 4, quindi è una cosa recente, quindi queste sono solo le piccole informazioni che noi abbiamo. Quindi diciamo che sappiamo che le Filippine stanno sulla cintura di fuoco, che è la parte più sismica, diciamo, della terra, però è anche vero che queste persone sono davvero, non so come dire, proprio sono devastate da questi terremoti che purtroppo colpiscono di frequente questo Filippine Nord, Filippine Sud, comunque sono proprio, se non è uno tsunami è un terremoto, comunque stanno sempre con la paura addosso sta gente, forse avranno bei luoghi, non si mette in dubbio, saranno bei posti, però sono pericolosissimi tutte queste isolette delle Filippine. Sì, sì, infatti è vero che sono posti incantevoli, posti bellissimi, però è pericoloso stare lì perché, come vedi, lì o tsunami o terremoti. Là stanno proprio, secondo me, è come se stessero proprio su una cintura proprio che balla di continuo, quindi se non è uno tsunami è un terremoto in terra, quindi o l'uno o l'altro. Mi dispiace giustamente per le 8 persone che sono morte, 60 persone sono rimaste ferite, quindi diciamo che purtroppo per ora, che sono le 8, questo è quello che sappiamo noi in Italia, poi la situazione può essere anche peggiore, non lo so. Queste sono le notizie che girano sul web, sia in inglese, in francese, in tedesco. Ho provato a vedere in molte lingue, quindi è tutto uguale. Questa è l'informazione diciamo principale. Quindi ragazzi, e purtroppo abbiamo iniziato proprio male 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 stamattina. Quindi diciamo che ci dispiace molto anche a noi, purtroppo questa povera gente abita in un luogo dove i terremoti sono come in Abruzzo da noi, in effetti, quelli dell'Abruzzo ogni 2 o 3 c'hanno un terremoto lì, oramai ci convivono e anche qui ci convivono, con la differenza che qui le strutture sono diverse dalle nostre, quindi e poi là quando fa il terremoto non lo fa di poco, loro minimo di 5 e con la profondità bassa, quindi è tipo come una bomba a orologeria quella parte diciamo dell'Oceano Pacifico, quindi potete guardare su diciamo sui come si dice sui come si devo dire, se andate su un sito filippino e mettete un video del terremoto e
però lo dovete scrivere in filippino. Potete vedere alcune immagini o fotografie, no? Terremoto in Filippine, 2 scosse nella notte, però lo dovete tradurre in filippino, scriverlo su Google e andate a vedere le immagini che ci sono e qualche video pure amatoriale, quindi la terra si è proprio, diciamo, aperta. Quindi ragazzi, queste sono le cose che posso dirvi. In caso di aggiornamento o che ci saranno più vittime o più feriti, io faccio un aggiornamento più tardi. Ora è troppo presto perché questa è la notizia che ci sta pure, l'ho trovata anche in filippino e la notizia è questa. Perlomeno ora stanno ancora vedendo sotto gli edifici crollati, le case crollate, quindi perlomeno questa è la stima che si sa a quest'ora. Diciamo che è successo alle 3:30, sono le 8:10 più o meno. È successo 5 ore fa, quindi stanno ancora in corso, stanno rimuovendo le macerie e vedere se trovano altre persone. Quindi ragazzi, in caso di ulteriori aggiornamenti, io più tardi oppure oggi faccio un'altra diretta per vedere la cosa come sta veramente, diciamo se è rimasto così o se è peggiorata la situazione e soprattutto se non continuano i terremoti, diciamo che si è fermato, perché sta continuando ancora questa cosa, come si chiama, questo bradismo delle scosse di assestamento come dicono loro, però speriamo che non aumenti oppure fa qualche altro terremoto. Per ora sono scosse di assestamento, poi si vede. Ragazzi, ci sentiamo più tardi e speriamo di non dover dire qualche altra cosa di brutto. Ciao a tutti, ci sentiamo più tardi ragazzi.